Amici bellini, faccio questo video, se no poi voi mi scrivete in privato, quindi per rispondere un po' a tutti prima che adesso gira la cosa, cominciamo. Allora, sempre con prudenza e calma, Gianni Cristino, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che accorrono numerosi e io sono contentissimo in un momento di divisione, perché c'è un momento di divisione generale tra quelli che va tutto bene, va tutto male, e io che cerco di parlare italiano, cerco di dire quello che mi va bene, quello che non mi va bene, ve lo porgo, perché noi dobbiamo porgere, non siamo noi, siamo noi che dobbiamo porgere. E qualcuno sembra che il mio italiano non lo capisca. Può essere che insomma il mio italiano sia contaminato, ma io faccio di tutto, voi vi iscrivete al canale Telegram, io faccio di tutto per essere chiaro il più possibile. Allora, purtroppo la notizia del giorno è questo battibecco tra Osimhen e Spalletti. Però io voglio essere chiaro subito. Quanto stiamo? A 1 minuto e 15 di video, più o meno, più la sigla eccetera eccetera. Pompieraggio, ecco, perché poi sei tu la rovina della che cavalchi le polemiche. No. Pompieraggio generale. Io vi rispondo, io vi dico chiaramente che queste cose probabilmente, ma sicuramente anzi, succedono in tutte le squadre, in tutti gli spogliatoi, in tutti gli allenamenti, e capita per sfortuna che il Napoli in questo momento è a porte aperte eccetera eccetera, e noi siamo testimoni di questa cosa. Succede dappertutto, quindi non ne farei un drammone, non cavalcherei questa cosa qui per dire che comunque poi dopo il Napoli e tutto è allo sfascio generale. Per me lo sfascio generale è un altro. L'unico è chiaro che il tifoso adesso si potrebbe chiedere, è la prima cosa che mi sono detta, ha detto ragazzi non vi preoccupate, se Osimhen è nervoso, e pare che sia nervoso anche per cose sue personali, perché molti già stanno scrivendo, già tiene la testa al Bayern di Monaco. Non credo, ma più che altro io non credo che il Bayern di Monaco stia guardando ad Osimhen come prospetto importante in una squadra importante così, perché il ragazzo è nervoso, pare che sia nervoso per questioni sue familiari eccetera eccetera, tutto giustificabile, tutto bene, è guaglione, e quindi farà degli errori, è una capa fresca e questo lo sappiamo perché lo abbiamo sempre detto. Per me Osimhen è un gran talento, per me Osimhen è un grande attaccante che se servito bene coi piedi magari 2 ne sbagli, 3 ne sbagli e 1 lo fa, se vogliamo fare una media, però di testa mi sembra fortissimo, veloce, fisicamente si fa rispettare. La testa poi fa la differenza tra quelli che diventano campionissimi e quelli, perché tutti hanno le possibilità tecniche. Io subito ho pensato, vabbè, K2 o Ghoulam lo calmano perché gli africani sono amici eccetera eccetera, no, perché poi uno potrebbe dire vabbè è rimasto Anghissà, e invece proprio con Anghissà c'è stato un mezzo battibecco, pare che si riferisca a tutto, che leggevo, non ho visto la cosa in diretta, però si può vedere da qui che io ho preso, citare sempre le fonti, da Calcio Napoli 24 che stava seguendo l'allenamento, e si vede qua il finale dove Spalletti gli indica vatti a fare la doccia. Ho letto anche Manuel Parlato per Sport Italia che dice stai parlando troppo, vatti a fare la doccia, che secondo me è anche giusto, perché poi tu devi rispettare anche i tuoi compagni eccetera eccetera. E pare che addirittura fosse uno scontro tra Anghissà e Ostigar, non era nemmeno protagonista, e allora poi ha protestato con, me lo dite voi nei commenti se sto dicendo una bugia, e abbia protestato poi con Spalletti. Insomma, al di là dei motivi, stiamo facendo un allenamento, stiamo facendo un'esercitazione, non è giustificabile questo tipo di cosa qua, ma io voglio andare oltre, perché io devo sempre andare oltre e devo cercare qualcosa che non sia stato già detto. Il problema è un altro, non c'è K2, l'abbiamo visto in partita K2 tranquillizzare Osimhen eccetera eccetera, e non ci sta né lui né Ghoulam l'abbiamo sottovalutato molto, il modo in cui Ghoulam ha salutato Mertens dicendo tu sei la storia di questo club, doveva finire in maniera diversa, si capisce proprio quanto erano poi legati. Non può farlo K2. E chi è il capitano? Il capitano è Di Lorenzo.
Vogliamo chiedere tutto a Di Lorenzo? Vogliamo tutto da Di Lorenzo adesso? Io indosso la maglietta di Iron Man non perché Iron Man, Tony Stark, era un grande leader, un grande personaggio, ma da solo non bastava, e all'interno poi degli Avenger c'era sempre comunque una contrapposizione tra la leadership sua, la leadership di Capitan America. Da solo non basta, se tu poi dividi, anche se sono gli Avenger, se sono i più forti del mondo, perché poi noi, se andiamo a scavare, questa squadra tecnicamente ha delle qualità che può tranquillamente arrivare tra le prime 4, però tu poi hai bisogno di una leadership che leghi tutto, hai bisogno di certe figure che leghino. Se non esiste la figura, chi se lo deve andare a nessuno l'ha accompagnato, nessuno lo ha preso sotto al braccio e lo ha fatto, l'ha tranquillizzato. Di Lorenzo lo deve fare, con Anghissà c'è stata la scamaru, chi deve Zedadka? Chi deve tranquillizzare Osimhen? Starace, perché se poi Spalletti prende la posizione, andiamo in grossa difficoltà. Quindi io voglio pompierare, perché l'episodio in se stesso non è grave, secondo me non è grave, è più grave il dopo. È più grave il dopo, dove dici chi lo accompagna, questo se n'è tornato nello spogliatoio, solo lui, tutto arraggiato, e mo chi lo sa come sta. Poi ci diranno tutto a posto, negli spogliatoi si sono abbracciati, ma non è la prima volta che succede. Allora noi dovremmo anticiparle queste cose e non farle proprio succedere, avere delle figure che parlino con i ragazzi, che sappiano come tranquillizzare. Speriamo bene, ragazzi, queste cose succedono, queste cose sono cose di campo, capitano dappertutto, e speriamo di non dover, perché tutti stiamo dicendo che facce cattive, la famosa cazzimma, i criminali che abbiamo messo in squadra. Va benissimo, se però sono tutti uniti verso una cosa, un obiettivo comune, se tra di loro sono un po' così. Per esempio ieri ha giocato il Toronto la prima partita di Insigne, e su quella fascia sinistra hanno fatto di tutto Insigne, Criscito e Bernardeschi. Ora non ve la posso raccontare tatticamente, perché quando ho acceso e mi sono reso conto che stavano giocando era già finito il primo tempo e il Toronto era già 4-0. Insigne fa un assist di tacco, Bernardeschi assist e gol, e insomma Criscito poi ha giocato 80 minuti, ma Insigne e Bernardeschi sono stati sostituiti subito, anche perché magari per farli riposare non stanno in una condizione ottima. Oramai la partita era stravinta e ho visto certe cose che veramente Insigne, Bernardeschi e Criscito possono giocare in ciabatte in quel campionato e far risalire una squadra che era penultima in classifica e farli probabilmente volare, perché adesso possono volare. In rosso la maglia del Napoli, la seconda maglia pare sia bianca, no? Quindi non confondiamo. Però vedi, lì adesso si è creata una sorta di gruppo di leader, perché io avevo paura che Insigne da solo, troppo isolato come figura di italiano che si doveva aggiustare con la lingua eccetera eccetera, poteva insomma soffrire questa cosa qua. All'amico Criscito, all'amico Bernardeschi si crea quell'amalgama, anche perché parlano lo stesso calcio, e quindi addirittura avevo visto la formazione 3-4-2-1, quindi praticamente Criscito nella difesa a 3, quello sono sicuro perché l'ho visto. Poi non so se Bernardeschi effettivamente ha giocato a sinistra insieme a Insigne, quindi hanno questa fascia sinistra fortissima che fanno mandare al manicomio tutto. Hanno creato quell'amalgama, hanno capito che probabilmente serviva creare gruppo così, e da lì poi si creerà tutto l'entusiasmo eccetera eccetera. Bisogna crearlo questo entusiasmo in qualche modo. De Laurentiis ha chiesto distensione, speriamo che questa distensione e la volta succede il giorno dopo. C'è questa cosa di Osimhen così, e sento i bambini Osimhen, ma non ti preoccupa, che dagli spalti che dicono stai calmo. Che vi devo dire, ragazzi, il problema sono io, sicuramente. Venitemi a dire che sono io che faccio troppe polemiche inutili. Io cerco, anzi io credo che parlando italiano le cose che mi piacciono, le cose che sono fatte bene, quando si viene incontro ai tifosi, quando si fanno delle dichiarazioni anche di chiarezza, per me, anzi, le ho apprezzate, le ho dette e penso di parlare italiano. Se poi volete che faccio i video in inglese, magari è meglio, ci capiamo di più. Poi se qualcuno non vuole sentire, prima bannavo, adesso tendo ad ignorare, perché sennò poi dice che già lo so, stai censurando le opinioni degli altri, non accetti le criticate.
criticate quello che volete, se voi siete liberi di criticare, io sarò libero di criticare le cose che non vi piacciono, credo che siamo in democrazia. Di conseguenza non vi preoccupate, già sento tifosi pazzeschi incredibilmente che praticamente dicono Osimhen adesso vendiamolo subito, non è buono. Voglio Osimhen ci è rimasto, perché poi tutto su Kvaratskhelia, penso di averlo detto bene. Un applauso ad Antonio Gaito che il 13 marzo dell'anno scorso, praticamente, già prima che se ne parlasse, già lo diceva bene, quindi gli applausi a chi praticamente mi hanno detto senti bene, c'è la K dopo la Z, bravi, voi siete più attenti dei vari addetti ai lavori, lo sto sentendo detto un pochino meglio, sono contento, è una piccola soddisfazione personale. Tutto su Kvara, speriamo che Kvara avrà un impatto immediato fortissimo. Dell'Ofeo non se ne sente parlare più, oggi di mercato non si parla, non ci sono notizie assolutamente, di conseguenza questa era la notizia che adesso tutti quanti, perché mi scrivete sopra ai social e le cose varie, e io vi dico non vi preoccupate, non c'è nessun problema, era meglio, si risolveva subito, magari in campo, tutto con un abbraccio, con una cosa. Spero che non succeda niente di particolare e che la Madonna cioè, ci accompagni. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Avere delle perplessità, secondo me è legittimo, avere delle piccole preoccupazioni, perché levi Insigne, levi Ospina, levi Koulibaly, levi Mertens e rimane Di Lorenzo, un altro leader e Juan Jesus, un altro leader è Mario Rui, e poi c'è la Zielinski che però dicono che non ha personalità eccetera eccetera, ma è comunque quello che adesso è il top presenza, il top scorer, è quello che prende più soldi. Ragioniamoci, che vi devo dire, ragioniamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.